Una legge regionale per attrarre investitori ed investimenti in Veneto attraverso finanziamenti, semplificazioni amministrative e benefici fiscali. Approvato in giunta, il disegno di legge in materia di attrazione investimenti passa ora al vaglio del Consiglio regionale. L'obiettivo è favorire l'insediamento in Veneto di nuove imprese o aggregazioni di imprese o l'espansione di aziende esistenti anche attraverso riconversioni produttive o il riutilizzo di impianti dismessi. È uno strumento di agevolazione all'insediamento di attività che arrivino da fuori Veneto, da altre parti d'Italia o da altre parti del mondo. Abbiamo messo una posta di bilancio di 44 milioni di euro, cioè tutto un accompagnamento all'imprenditore perché crei la sua azienda in Veneto davvero straordinario, con agevolazioni burocratiche, amministrative, normative. La Regione interviene con strumenti finanziari misti, ad esempio una media impresa potrà avere una sovvenzione del circa il 13%, il resto dell'intervento metà a tasso zero e l'altra metà tramite un finanziamento con un istituto di credito però a tasso comunque controllato, quindi un intervento complessivo a cui si aggiunge poi anche la riduzione all'1% di IRAP. Condiviso con associazioni di categoria e sindacali, il disegno di legge nei piani della Regione dovrebbe portare investimenti per circa 126 milioni di euro attraverso una sessantina di progetti industriali. Intanto un altro progetto, quello di istituzione della ZLS, la zona logistica semplificata a Porto di Venezia e Rovigo, nato nell'autunno del 2022, è ancora inspiegabilmente fermo sul tavolo del governo. È incomprensibile il fatto che non arrivi questa firma ultima che dia la possibilità di avere la governance e partire finalmente con questo strumento importantissimo. Ricordo che nella finanziaria invece per la ZES unica del Sud è stato messo 1,8 miliardi.